Buonasera a tutti, oggi è venerdì 9 agosto e con oggi sono 78 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Scusate l'ora tarda, purtroppo oggi ho fatto tardi, ma quello che vedete adesso è l'immagine di una Trieste notturna vista dall'alto della Gru Ursus. È comunque un'immagine suggestiva, bella, affascinante. Guardate la città che brilla di notte con tutte le luci accese. È veramente un paesaggio suggestivo. Questo è sicuramente l'unico godimento che concede questa gru è proprio questo paesaggio strepitoso che con una prospettiva unica e irripetibile da nessun'altra parte. E questo veramente è impagabile. Guardate che poi che luna che c'è stasera, e con questo cielo limpido, limpido, che si vedono anche tutte le stelle. Insomma, oggi ho ricevuto una telefonata da una persona che si rammaricava di dover leggere e ascoltare anche dei commenti nei miei confronti veramente offensivi e infamanti, ma anche proprio gratuitamente. E- ed era veramente sconcertata con quale leggerezza c'erano delle persone che proprio cercavano di infangare e discreditare il mio nome e la mia azione così, gratuitamente. E, e io ho cercato di spiegarle che era abbastanza prevedibile, insomma, che questo accadesse, visto che io comunque con la mia manifestazione sto pestando i piedi a un sacco di gente potente e importante di questa città e di questo sistema, visto che comunque il motivo che mi porta qua su è proprio causato da dall'inerzia, l'incompetenza, le furberie di questa classe politica, ma non solo, proprio l'intreccio di questa classe politica, istituzionale, sindacale, giornalistica, no? Che abbiamo visto, no? Lo vediamo tutti i giorni. E adesso la mia vicenda è proprio emblematico di tutto questo sporcizia. No? E va da sé che il sistema poi adopera sempre gli stessi mezzi, no? Ehm, che questo appunto è la cosa anche più facile che possono fare per screditare una persona. Lo usano sempre, l'hanno sempre fatto, oggi lo usano con i sistemi elettronici, ma il sistema è sempre quello. Prima provano a ignorarti, poi ti deridono, poi ti offendono, poi ti calunniano, poi ti minacciano e poi se sopravvivi vinci. Però l'iter è sempre lo stesso, è sempre così, proprio è a fotocopia per tutti, no? E non hanno altri mezzi ovviamente, no? Davanti alle persone oneste la prima cosa che provano a fare è a screditarle, no? E questo fa schifo, ovviamente fa schifo, ma mica per questo io mi fermo e come tutte le persone come me che sanno di avere ragione non si fermano di certo di fronte a queste cose e neppure io mi fermo, vado avanti perché sono forte delle mie ragioni. Ecco, tutto qui, volevo dirvi solo questo stasera
e invece ringrazio tutte le persone oneste che invece si sono strette attorno a me che sanno benissimo il motivo per cui sto lottando, che poi è anche il motivo che dovrebbero combattere tutte le persone. E curiosamente proprio le persone più semplici, quelle proprio anche che sono state vessate da questo sistema, poi finiscono per farsi la guerra tra di loro e fare la guerra dei poveri, proprio come vuole il sistema, no? Ci mettono tutti contro tutti in modo che perdiamo tempo a farci la guerra tra di noi e non fare la guerra a loro, no? Insomma, attraverso proprio questi fake, questi troll, questi gatekeeper, no? Fomentano rabbia e cattiveria attraverso la rete e, e dando sfogo anche così agli utili idioti, no? Queste persone un po' più semplici e facilmente condizionabili, no? E per cui si scatenano, si lanciano in improperi inenarrabili. E vabbè, pazienza, così, sappiamo che così funziona, lo sappiamo, andiamo avanti lo stesso. Ecco, vi regalo ancora queste ultime immagini della Trieste notturna e di questa bellissima luna e buonanotte a tutti quanti.